Ciao a tutti, sono il titolare delle Malga Mazze Inferiori del comune di Lugo sul Monte Corno. Questa mattina, come ogni mattina, siamo partiti per andare a prendere le vacche daiate e abbiamo trovato una sorpresa. Aveva solo 9 mesi. Non è giusto. All'interno si è trovata là sul fianco, il lupo l'ha braccata, è caduta sulla pozza, dalle pozze ha provato ad andare fuori dall'altra parte, l'ha ripresa, è tornata sulla pozza ed è morta lì. Il lupo non è ancora contento, ha rincorso un'altra e ne ha presa nel fondo vicino a quelle piante. Quella aveva 17 mesi, era quasi una vacca, non era una vitella che adesso alcuni diranno dovevate tenerle dentro, e allora dobbiamo tenerle dentro tutte, non c'è via di scampo. Nel momento in cui l'abbiamo tirata fuori dalla pozza è arrivata qua la mamma, sebbene sono animali, non capiscono, sono vacche, sembrava volesse risvegliarla. Non è giusto perché non aveva fatto niente, sono innocenti e una morte così atroce e sofferente, perché immagino avesse sofferto tanto, non lo merita nessuno. Se anche il lupo ha fame non è giusto. E oltre a queste due ne stiamo ancora cercando 12 che probabilmente dalla paura non si sa dove sono andate. Speriamo in bene almeno su quelle, ma non è giusto perché vedete voi